Quello che stai per sentire è una bomba storica. Non è un racconto, è una stela incisa, dentro la basilica di Fonni, vicino all'altare. È lì, verificabile. E il contenuto è assurdo, su quella pietra ci sono nomi, anni, popoli e toponimi. C'è Ercole, ci sono i Tespiadi, c'è Iolao, ci sono Iliesi e Balari, e ci sono luoghi concreti come Fonni, Olzai, Ovodda, Tortolì. Una cosa così, con questa quantità di dettagli, non la puoi liquidare con "sono leggende". Se la prendi sul serio, la storia della Sardegna può essere riscritta domani stesso. Quindi oggi facciamo una cosa semplice, la leggiamo parola per parola. E vediamo se ai sardi torna addosso, all'improvviso, il ricordo delle nostre vere origini. Iniziamo. Addio, ottimo Massimo. Per la gloria della Santissima Trinità si offre ai lettori il contenuto di questa tavola. Qui si raccontano in modo breve le antiche glorie, l'origine e la conversione alla fede dei barbaricini, Iolaesi, Iliesi e Balari. E si spiega ai fedeli il motivo per cui è stata fondata questa sacrosanta basilica. Dunque, bisogna sapere questo. Ercole il Greco, figlio di Alcmene e di Anfitrione, dopo aver generato 50 figli maschi dalle 50 figlie del re Tespio, detti Tespiadi, decise di mandarli in questa isola per fondarvi una colonia. Lo fece perché aveva ricevuto risposta dai suoi dii, avrebbe ottenuto grande vantaggio per conseguire l'immortalità se avesse mandato una colonia fra i Sardi. Perciò, nell'anno 2669, spedì suo nipote Iolao con i figli, su una grande flotta. Iolao occupò la parte meridionale e pianeggiante dell'isola. I suoi ottennero grandissima fama e si realizzò anche la promessa dell'oracolo. Quella colonia avrebbe goduto di una perpetua libertà. E infatti quando prima i cartaginesi e poi i romani occuparono l'isola, non riuscirono in alcun modo a soggiogarli. In seguito, per gli eventi delle guerre, la colonia si trasferì in queste montagne e furono fondati la città sorobilitana e i borghi di Allolai, di Olzai, che prima si diceva Iolai, di Fano, ora Fonni. Nel distretto di Fonni si trovavano la Reggia, volgarmente Donnurré, l'abitazione dei Greci e Orrui. Nel territorio di Ovodda si trovavano il castello di Iolao, Iolea e Iolei, che oggi sono detti Castello Oladdo e Oleo. In seguito gli Iolaesi edificarono un tempio sopra il sepolcro di Iolao, chiamandolo padre. E poiché avevano in grandissima venerazione i 9 Tespiadi detti eroi sardi, per molti secoli onorarono religiosamente i loro cadaveri incorrotti che, durante il sonno, davano risposte a chi li interrogava. Poi venne in Sardegna, nell'anno 2785, accompagnato da molti troiani dopo l'eccidio della patria, Enea, figlio di Venere e di Anchise. Quindi ripartì, lasciando una colonia di Iesi, dalla quale sarebbero derivati vari nomi di luoghi: Foro Troiano, Porto d'Ilio, oggi Tortolì, Arzana, depravato da Dardana, il Bono, corrotto da Ilio Buono, Baunei da Bauenea, Oliena da Iliena, Girisuli da Girusili, Ardali da Arduili e altri ancora. Infine arrivarono gli Iberi, che erano venuti come ausiliari dei cartaginesi. Avendo litigato con loro per la spartizione della preda, disertarono armati e si rifugiarono sulle cime dei monti nell'anno 3450. Furono chiamati Balari dai Cirnesi, termine che qui viene inteso come sinonimo di disertori. Essi diedero il nome alla Barbagia Balarese, alla Belviese e ai luoghi di Gadoni, Arizzo e Tonara, ritenuti corrotti rispettivamente da Gaudium Adonis, da Aricium, da Iove Tonante e ad altri. Contro i barbari del Seulo e i corsi della Gallura, adoratori degli idoli e devastatori della Sardegna, venne nel 301 Efisio, oggi Sant'Efisio, greco di nazione, e sbarcò nel porto di Tarro in Arborea. Scontratosi con gli Iliesi e gli Iolaesi, fu vinto nella prima battaglia e dovette salvarsi sulle navi. Ma le navi, sospinte dalla tempesta verso il Lido, furono assalite dai vincitori, saccheggiate e tinte del sangue di quanti vi si trovavano. Addolorato per la sorte dei suoi guerrieri, Efisio ricorse a Cristo con le preghiere. Subito il mare si calmò
ed egli navigò fino alla riva del Tirso e vi sbarcò la gente. Il nemico accorse rapidamente per combatterlo, ma per la virtù della croce rappresentata nei vessilli, furono così scompigliati che dovettero fuggire prima ancora di essere battuti. E Fisio, capitano di Cristo, li inseguì, ne uccise molti e fece prigionieri gli altri. Eppure, anche se ne aveva convertiti non pochi alla fede, essi non vollero per questo sottomettersi al giogo degli imperatori orientali, fino al tempo di Maurizio e di Teodosio, quando Spitone, loro principe, ricevette la fede e chiese la pace a Zabarda, duce della Sardegna. La ottenne a condizione che i suoi sudditi diventassero cristiani. Avuta notizia di ciò, Gregorio il Magno mandò presso di loro il vescovo Felice e l'abate Ciriaco, e così scrisse al duce Spitone: mentre nessuno della tua nazione è cristiano, da questo io ti intendo essere il più buono nella medesima, perché sei cristiano, perché mentre tutti i barbaricini, vivendo come animali insensati, ignorano il vero Dio e adorano il legno e le pietre, in questo stesso, che tu adori il vero Dio, dimostri quanto avanzi gli altri. Ma onora con le buone opere e con le parole la fede che hai ricevuto, e a Cristo, in cui credi, offri ciò in che prevali per addurre al suo culto quanti potrai, e farli battezzare, ed esortarli, che provvedano alla loro eterna salute. Che se per avventura ciò non puoi fare perché occupato in altro, io che ti desidero ogni bene, ti prego di dar favore, in tutte le cose al mio confratello e convescovo Felice, e al mio figlio servo di Dio Felice, perché inconfortandoli nelle fatiche, tu dimostri la tua devozione all'Onnipotente Dio, ed egli ti sia nelle buone opere confortatore, ai servi dei quali tu sarai di aiuto nella buona opera. Vi abbiamo trasmesso per essi la benedizione di San Pietro, la quale io desidero che accogliate volentieri. Scrivendo poi a Zabarda, diceva: mi fu significato che a questa condizione vi avvendiate a far la pace con i barbaricini, che li convertiate alla fede di Cristo, di che io mi sono grandemente rallegrato. Dopo che Felice e Ciriaco ebbero predicato nei paesi dei barbaricini, consacrarono molti col lavacro del battesimo e, entro 7 anni, fondarono una parrocchia. Considerando bene tutto ciò, frate Pacifico Guiso Pirella Nuorese, perché non cadesse mai più nell'oblio la memoria di tanto beneficio della Beata Vergine Regina de' Martiri, alla quale si attribuisce ogni bene e la sovversione della superstizione, e dei santi Efiso e Gregorio. Eresse in loro onore questa basilica e la completò felicemente nello spazio di 37 mesi, a di 13 maggio 1708. Questa stele non racconta, dichiara. Mette nomi, anni e luoghi sul tavolo e ti costringe a scegliere, o la ignori, o ammetti che la Sardegna ha una memoria più antica e più dura di quella che ci hanno lasciato. Nel prossimo video entriamo riga per riga nel testo, nomi, toponimi, passaggi chiave e prove. Perché se quella pietra è lì, vicino all'altare, allora non è leggenda, è un messaggio. Grazie a tutti e al prossimo video.